Un fatto gravissimo, di una pericolosità inaudita. Voi avete visto le immagini sui vetri eccetera, ovviamente queste persone che si divertono in questo modo, le indagini sono in corso, verranno severamente punite. È preoccupato, amareggiato e anche arrabbiato l'assessore Renato Boraso. Il cecchinaggio di cui sono stati bersaglio per 4 sere consecutive i tram in transito alla fermata Boerio di Viale San Marco, colpiti con biglie e forze di ferro scagliate con la forza di un proiettile, si pensa con una fionda, spesso all'altezza del conducente, è un fatto grave che poteva avere conseguenze gravissime. Mi auguro che presto vengano individuati questi ragazzotti e vengano poi, noi andrò una volta che verranno individuati andrò a incontrarli anch'io sinceramente, ma quello che è grave di questa vicenda è che si poteva attentare alla vita dei nostri autisti, cioè non solo il danno ma anche il rischio alla incolumità e alla vita di persone che stanno lavorando per dare un servizio pubblico, quindi spero che vengano individuati presto e che vengano anche puniti in modo molto severo. Hai detto ragazzotti, quindi perché in molti hanno pensato a una baby gang. Probabilmente c'è qualcuno che rientra anche in questa vicenda, però prima di esprimerci su chi bisogna avere prove certe e aspettare le indagini. Noi confidiamo sulle forze dell'ordine, le indagini sono in corso, ma attenzione che non pensino a sconti questi personaggi. L'anno scorso AVM ACTV ha speso 1 milione di euro per riparare i danni dei vandali, un dato scandaloso secondo Boraso, che intende girare le scuole per far capire che chi danneggia un bene pubblico danneggia anche se stesso. Ma i problemi del tram non finiscono qui. La linea T2 è ferma da più di 2 giorni. Un improvviso cedimento del terreno in via Paolucci a Marghera ha aperto una preoccupante voragine sotto la piattaforma che ha fatto scattare immediatamente l'allarme e la sospensione del servizio, rimpiazzato da autobus sostitutivi. Stiamo lavorando l'azienda AVM, che ringrazio tutti gli operai ma soprattutto Veritas, perché stiamo tentando di ripristinare questa voragine con la massima sicurezza in via Paolucci. Ovviamente il tempo non ci aiuta, come voi sapete è un mese ormai che è un disastro in tutto il Veneto e ha colpito anche quest'area vicino alla piattaforma. Ovviamente per sicurezza abbiamo sospeso la T2, contiamo se tutto va bene martedì riprendere la T2. Ovviamente il tempo non ci aiuta.